Quello che abbiamo costruito in questi 10 anni è qualcosa che non è mai successo nel nostro settore. Ho deciso di chiamare l'evento da 0 a 100 in 10 perché sono un po' quei numeri che caratterizzano questi 10 anni, e lo 0 di quando si inizia. Abbiamo iniziato in 10, abbiamo 10 filiali, le 100 persone, 100 milioni, tutta una serie di elementi che casualmente ricorrono e che quindi creano un po' la pietra miliare di questi primi 10 anni. 10 sono le ragioni del successo di Hikvision. Il business plan come strumento di lavoro e misura. La ricerca di un cambiamento continuo. La comunicazione efficace. Il fatturato come target del business. I rapporti umani in azienda. Il futuro come obiettivo. La leadership riconosciuta e mai imposta. L'autocritica e l'umiltà di mettersi in discussione. La fiducia di delegare. L'importanza del tempo per se stessi. Il sogno di Hikvision Italy nasce alla fine del 2011 a Vittorio Veneto. Nasce da una scelta coraggiosa, dalla necessità di reinventarsi e dalla volontà di offrire una nuova prospettiva. Siamo partiti valutando l'ipotesi di stare nei locali dove c'era questa azienda, poi ho guardato il magazzino e ho detto: ma qua quando arriveranno i container non ci sarà il posto per scaricare. Mi guardavano tutti i miei colleghi, dicevano: questo parla di container, è matto. E allora ho deciso che avremmo preso un capannone industriale. E proprio lì, in un capannone senza aria condizionata e senza riscaldamento, il progetto comincia a prendere forma. 10 colleghi, arrivati da un'azienda di distribuzione, che si preparano ad un nuovo percorso. In un ambiente nuovo dove imparano a condividere tutto, dai primi corsi di formazione alla prima fiera sicurezza. Così ha inizio l'avventura di Hikvision Italy. Il 2013 è l'anno dei primi traguardi, ma anche l'anno della svolta. È il momento in cui Hikvision Italy dimostra di poter superare ogni aspettativa. Nel mese di giugno l'azienda fattura $1 milione, ovvero tutto il fatturato dell'anno precedente raggiunto in un solo mese. In questo anno si inaugura la sede di Vittorio Veneto. Questo momento coincide anche con il primo vero kick-off. I kick-off annuali rappresentano un momento di incontro fondamentale per tutte le persone di Hikvision Italy. Un momento di arricchimento, ma anche un momento di festa. Un'occasione che è cresciuta nel tempo mentre crescevano le persone. L'azienda diventa un luogo dove collaborare, condividere e costruire un pezzo di vita insieme. Nel viaggio di Hikvision Italy c'è un legame che, nel tempo, è diventato sempre più forte e solido, quello con i partner. Una collaborazione che nasce da una sinergia di lavoro e da momenti conviviali. Un rapporto che ha permesso ad entrambi di crescere uno a fianco all'altro, passo dopo passo. Un team affiatato, coinvolto, è sicuramente un contributo attivo a raggiungere un risultato di numeri, ma in verità è un risultato di tante cose, di stare bene in azienda, di avere un bell'ambiente, di condividere esperienze, di essere anche un po' amici se vogliamo. Ormai è diventata un'azienda dove siete dei numeri. No, non è vero, non lo siamo, ma non lo siamo perché non lo vogliamo, perché ci teniamo molto che ci sia un rapporto tra le persone. Nel 2014 da Vittorio Veneto il personale aumenta e gli uffici richiedono più spazio. Ha luogo anche il primo Smart Tour, un evento che in diverse tappe raggiunge tutta Italia per diffondere la tecnologia smart di Hikvision. Nel 2015 Hikvision Italy compie i suoi primi 3 anni. Nel 2016 Hikvision Italy si tinge di rosa, con un'iniziativa chiamata Hike in Rosa.
2 giorni per riunire tutte le donne dell'azienda e delle realtà partner in un evento che le rende assolute protagoniste. Ed è in quello stesso anno che Hikvision esordisce sul piccolo schermo con il suo primo spot pubblicitario. O al tuo amico che non vuole uscire, puoi anche vedere dalla finestra che tempo fa. Ti basta EasyVis C2 Mini. È facile. Proteggi ciò che ami con EasyVis. Beh, a livello mondiale l'azienda si definisce professional, pragmatic, honest. 3 parole che contraddistinguono la nostra sede, cioè siamo professionali e lo abbiamo dimostrato. Il pragmatismo invece ci serve per fare business e l'onestà verso noi stessi, ma anche verso l'azienda, ma prima mi voglio mettere quella a noi stessi, di stare bene dove stiamo, ecco. Le fiere per Hikvision Italy giocano da sempre un ruolo importante. Sono una vetrina, un luogo di confronto e di nuove opportunità. Rappresentano la fine di un percorso e il punto di partenza per obiettivi futuri. La presenza di Hikvision Italy alle fiere si è evoluta nel tempo. Stand e idee sono cresciuti, portando risultati sempre maggiori e gratificanti. Nel 2017 la partecipazione allo stand Fiera Sicurezza raggiunge oltre 4.500 visitatori. Il 2018 vede il ritorno di Hikvision Italy in televisione, con uno spot che racconta e celebra i valori dell'azienda. I luoghi più importanti del mondo. Siamo dove scorre la tua vita. Siamo nelle case, per farti stare tranquillo anche quando sei lontano. Siamo Hikvision, leader globale della sicurezza. Hikvision, vivere in un mondo più sicuro. Il viaggio di Hikvision continua on the road, a bordo di un truck per portare l'azienda in tutta Italia. Anche l'anno seguente nuove tappe di questo entusiasmante viaggio si aggiungono al roadshow. L'edizione del 2019 di Fiera Sicurezza segna un nuovo traguardo da celebrare. Più di 7.000 visitatori si recano allo stand di Hikvision Italy. Fino a quando tutto si ferma. L'inizio della pandemia sicuramente è stato un momento di difficoltà perché in azienda c'erano già oltre 70 persone, non sapere cosa succederà il giorno dopo e come garantire a queste 70 persone un proseguo lavorativo, questo è stato un momento di difficoltà, soprattutto personale. In un momento in cui trovare le forze per andare avanti non era scontato, Hikvision ha trovato la strada. In 2 anni il fatturato sale del 70% e il 24 aprile 2020 viene posata un'altra pietra miliare. 1 milione fatturato in un solo giorno. Numeri importanti che esprimono mai come prima l'impegno e il valore delle persone. E quando finalmente le distanze di sicurezza si accorciano, la voglia di divertirsi e stare insieme si sente ancora più forte. Partendo da zero, da un sogno, da Vittorio Veneto, Hikvision Italy ha raggiunto con successo tutto il territorio, con 10 filiali tra Roma, Milano, Bologna, Napoli, Bari e tra poco anche Palermo. E oggi Hikvision Italy attraversa un nuovo, importante traguardo. 10 anni di storia, di un'azienda cresciuta con le persone, la competenza e l'impegno, in una scalata da 0 a 100 e oltre. 10 anni in cui Hikvision Italy ha cambiato radicalmente e per sempre il mercato della videosorveglianza. Il mio sogno è che continui così. Quello che abbiamo costruito in questi 10 anni è qualcosa che non è mai successo nel nostro settore, nessuno è arrivato mai a fare 100 milioni e tantomeno in così poco tempo, ma grazie forse è l'unica cosa che voglio dire, dobbiamo solo andare avanti così come siamo andati fino adesso.